I dazi di Trump impattano sulla provincia di Venezia per 300-450 milioni di euro. Si tratta di un calcolo molto complesso perché se da un lato è semplice tener conto delle esportazioni dirette negli Stati Uniti, dall'altro è più difficile tener conto della filiera dei terzisti e dell'indotto. Le smentite che a volte hanno seguito gli annunci che stanno caratterizzando la politica americana sotto la presidenza di Donald Trump inducono ancora i più ottimisti a sperare in una soluzione amichevole. Ma se il 1° agosto, con l'entrata in vigore dei dazi al 30% decisi da Washington, dovesse davvero scoppiare una guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, le conseguenze sarebbero pesanti anche in provincia di Venezia. Le più danneggiate da questa nuova prospettiva di dazi americani sono le PMI rispetto alle grandi imprese, perché le PMI non possono delocalizzare la loro residenza fiscale e non possono delocalizzare la loro produzione, oltre ad essere danneggiate dal costante apprezzamento dell'euro. Il presidente di Confapi Venezia, Marco Zacchinel, definisce quello che sta avvenendo un cambiamento epocale del mercato mondiale, perché provvedimenti protezionistici in realtà li ha messi in atto anche Bruxelles, potenziando la politica di difesa commerciale con nuove imposte antidumping su un'ampia gamma di prodotti, prevalentemente originari della Cina, allo scopo di ristabilire condizioni di parità sul mercato. Passiamo dal libero commercio a un protezionismo interno. Ma di questo cambiamento non è protagonista soltanto l'America di Trump, ma anche l'Unione Europea. Infatti nel 2025 l'Europa ha intensificato la difesa commerciale con una raffica di dazi che ha colpito bombole, pavimenti in legno, resine, viti, suole. La nuova sfida per le PMI nei prossimi anni sarà quindi la valorizzazione dei mercati interni europei.